Si ipotizza un naufragio al largo di Trapani su una nave madre che sganciava la droga a piccole imbarcazioni. Le telecamere di TV all'interno del seminario vescovile di Agrigento. In Sicilia il preparato di cannabis tra i farmaci rimborsabili o erogabili del servizio sanitario, ma solo per 3 patologie. Porte aperte del Gallo per presentare il piano dell'offerta formativa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo dell'inchiesta sull'hashish apparso sulle coste siciliane di Sub Morti. Si ipotizza un naufragio al largo di Trapani. I dettagli nel servizio. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella di un grosso carico di hashish che potrebbe essere naufragato al largo di Trapani. E da quel punto le correnti potrebbero essere riuscite a trascinare a nord e a sud gli scatoloni che verosimilmente erano stati creati per galleggiare. Investigatori inquirenti si arrovellano su quello che potrebbe essere accaduto e che ha determinato quindi l'arrivo di scatoloni o paletti di hashish sfusi, come è successo fra le coste agrigentine, trapanesi e messinesi. L'hashish, 50 pezzi ritrovati sulla spiaggia di San Leone lunedì mattina, farebbero invece capo a uno scatolone che verosimilmente si è smembrato a causa delle correnti marine dall'essere in acqua da tempo. L'ipotesi del naufragio a largo di Trapani cammina a braccetto con quella di una nave madre straniera, tipo un peschereccio o barca a vela, che consegnerebbe gli scatoloni ricolmi di droga a corrieri locali che arrivano sulle coordinate concordate con motoscafi veloci. I panetti di hashish ritrovati a San Leone e a Realmonte, ma non soltanto, appaiono essere tutti dello stesso tipo, a prescindere dai marchi più o meno suggestivi, visto che riportano i nomi di giocatori di calcio o di note case automobilistiche. Quella droga, compresi gli ultimi 50 pezzi ritrovati e sequestrati dai carabinieri sulla spiaggia di San Leone, sembra essere tutta della stessa fattura. Le intuizioni investigative dovranno però essere confermate dagli esiti degli esami di laboratorio. I panetti di hashish, seppur rigorosamente ricoperti di cellophane dentro sacchi di juta e sistemati all'interno di scatoloni con più strati di nastro adesivo per rendere tutto impermeabile, in mare potevano finirci solo in caso di estrema emergenza, magari per provare a sfuggire ad un controllo inatteso. Di proposito, quelle scatole non sarebbero mai finite in mare perché il rischio, soprattutto economico, che il prodotto venisse danneggiato dall'acqua marina era troppo alto. Ad amplificare il giallo ci sono poi anche i 3 cadaveri di sub ritrovati fra le coste palermitane e messinesi. Stanno indagando le procure di Patti e Termini Imerese su questo fronte. Negli ultimi giorni, al quinto piano di Palazzo di Giustizia, l'attenzione si è focalizzata anche sul cadavere, pare di un giovane ritrovato sugli scogli di Licata. Potrebbe esserci un collegamento con le scatole di hashish o perfino anche con gli altri cadaveri ritrovati nel palermitano e nel messinese. La procura si sta muovendo per fare in modo che sulla salma venga effettuato l'esame del DNA, esame che potrebbe dare delle precise indicazioni, oltre che naturalmente per consentire anche in futuro il riconoscimento. Si è temuto il peggio, si è temuto che qualcuno potesse essere rimasto prigioniero del fuoco e del fumo che all'improvviso hanno riempito un'abitazione in via Nicone, nella parte a valle verso il viadotto Morandi di Agrigento. Ad accorrere dopo aver acquisito la segnalazione sono stati i pompieri del comando provinciale che sono rimasti all'opera per poco più di 3 ore. Le squadre si sono subito sincerate e non è stato semplice del fatto che all'interno della residenza non vi fosse nessuno. Fra via Seneto e via Manzoni sono intervenuti anche responsabili dell'ufficio tecnico comunale che hanno dichiarato inagibile il locale dell'immobile dove è scoppiato l'incendio, dove tutto è andato distrutto. Sembra verosimile l'ipotesi che qualcuno si sia intrufolato forse semplicemente per trascorrere la notte al riparo e magari anche al caldo e per scaldare l'ambiente. È possibile anche che sia stato acceso un fuoco all'interno. Le fiamme sarebbero poi sfuggite di mano. Per fortuna, nonostante il grande allarme, nessuno è rimasto ferito né intossicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia effettivamente accaduto. Al via la requisitoria del pubblico ministero rappresentato dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Palermo Francesco Gualtieri nell'ambito dello stralcio abbreviato dell'inchiesta Sepultura che ipotizza un vasto traffico e smaltimento illecito di rifiuti nella discarica di Contrada Principe a Camastra. L'accusa ha chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi nei confronti di Carmelo Parrino, 60 anni, intermediario dei rifiuti, titolare dell'omonima impresa con sede ad Augusta, e 2 anni di reclusione nei confronti di Francesco Ipedico, 77 anni,
anni, amministratore di un laboratorio di analisi. 5 invece le richieste di assoluzione. Si tratta di Giuseppe Stefano Panzeri, 68 e 42 anni, rispettivamente presidente e direttore tecnico della Despa SPA, Pietro Balistreri, 48 anni, presidente del CDA Nico SPA, Vincenzo Venturi, 59 anni, coamministratore della Sidercem, Marco Venturi, 56 anni, coamministratore della Sidercem. Davanti al giudice per udienze preliminari, Filippo Serio, c'è stata la costituzione, quale parte civile anche del Ministero dell'Ambiente. Al centro dell'inchiesta ci sono i vertici della AEG SRL, società con sede a Camastra, che si occupa della gestione della discarica di Contrada Principe. In tutto sono 43 le persone coinvolte nell'inchiesta. Donato D'Angelo, 58 anni, presidente del Consiglio di amministrazione della AEG SRL, Calogero Alaimo, 56 anni, direttore tecnico, Salvatore Alaimo, 53 anni, componente del Consiglio di amministrazione della AEG SRL, Alfonso Bruno, 49 anni, dipendente amministrativo della società e di fatto direttore tecnico della stessa fino al dicembre 2014, Pasquale Di Silvestro, dal 2015 direttore tecnico della AEG SRL, Massimo Barbieri, 55 anni, rappresentante dell'impresa Enimed SPA, Marco Campione, 57 anni, ex presidente del Consiglio di amministrazione di Girgenti Acque, Giuseppe Giuffrida, 70 anni, ex direttore operativo responsabile degli impianti di Girgenti Acque, Gerlando Piparo, 60 anni, responsabile della provincia di Agrigento, ufficio difesa del suolo. Le telecamere di TV all'interno del seminario vescovile di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono 30 i giovani seminaristi che frequentano la struttura agrigentina diretta da Don Baldo Reina, che ci ha spiegato com'è la vita al suo interno e ci ha mostrato le strutture in cui vivono tanti giovani che vengono chiamati da Dio verso la strada che li conduce al sacerdozio, tappa fondamentale per l'appunto al seminario. La scelta impone un lungo percorso di riflessione, preghiera e studio. Con quali prospettive si apre l'attività nel nuovo anno del seminario? Sì, abbiamo iniziato ormai lo scorso mese di ottobre perché seguiamo il ritmo del calendario scolastico e abbiamo iniziato quest'anno con 30 giovani della nostra provincia, della nostra diocesi, che vivono in questo seminario. È un luogo affascinante, un luogo molto bello, un luogo che sta a cuore a tutta la diocesi perché è qui che si formano i futuri sacerdoti. Sono giovani che hanno un'età media piuttosto alta, intorno ai 30 anni, quindi persone che si lasciano alle spalle percorsi universitari, percorsi anche lavorativi e che per motivi molto misteriosi hanno ascoltato questa vocazione, si sono messi in cammino di discernimento e adesso si trovano qui. È un momento bello per la nostra diocesi perché guarda a questi giovani con grande speranza, sapendo che appunto saranno i futuri sacerdoti che guideranno questo popolo santo di Dio che vive in Agrigento in un momento storico per nulla facile, per nulla semplice. Ecco, ci sono tante sfide, tante complessità da affrontare, però mi sembrano giovani ben motivati per entrare dentro le questioni e per portare nello specifico quello che la vocazione al sacerdozio chiederà loro. Qual è la vita che svolgono all'interno della struttura? Ma è una vita che vista dall'esterno potrebbe sembrare un po' sacrificata, direi non più sacrificata di quella di tanti loro coetanei, penso ai giovani universitari o a quanti ogni mattina prendono il treno e vanno a Palermo per motivi di lavoro. Ecco, in genere al mattino intorno alle 7:20 siamo in cappella, abbiamo il nostro momento di preghiera, la nostra Santa Messa, stiamo in cappella fino alle 8, poi la colazione, poi la scuola fino a ora di pranzo, il pranzo e poi nel pomeriggio lo studio, un po' di attività pastorale, un po' di esperienza nelle realtà di sofferenza, di povertà, proprio per metterle a contatto con gli uomini e le donne di questo tempo e poi un po' di tempo libero dopo cena. Tutto sommato una vita ordinata, si cerca di salvaguardare il raccoglimento, il silenzio, perché l'approfondimento vocazionale non è cosa che può maturare così in un contesto disordinato. Ecco, le norme chiedono che ci siano dei tempi e dei ritmi di silenzio che cerchiamo di salvaguardare. Quindi non solo percorso di studio ma anche esperienze presso le parrocchie? Sì, si preparano a diventare sacerdoti del terzo millennio e quindi si devono misurare con tutte le realtà di questo tempo, non solo le parrocchie, ci sono alcuni che vanno in parrocchia, però abbiamo alcuni giovani che settimanalmente vanno in carcere, vanno all'ospedale,
vanno in quartieri disagiati, vanno nelle periferie, quelle che Papa Francesco chiama le periferie esistenziali. Ecco, cerchiamo di offrire loro una vasta gamma di esperienze pastorali in modo che poi entrando nel ministero non si trovino spiazzati o impreparati. Ecco, non solo giovani allora che frequentano il seminario, ma come diceva lei, il mistero che colpisce anche le persone grandi che vogliono affrontare questo percorso di fede. Sì, abbiamo giovanissimi, abbiamo ventenni che da poco hanno completato la maturità perché si entra in seminario, il seminario maggiore dopo la maturità scolastica, ma abbiamo anche quarantenni, 45enni, quindi persone che avevano fatto altro e poi per diversi motivi appunto si sono interrogati profondamente fino al punto di bussare al portone del nostro seminario e di intraprendere questo cammino, quindi copriamo una fascia d'età che va dai 20 anni ai 48 anni. Ecco, porte aperte quindi. Porte aperte con un necessario discernimento, con la verifica delle vere motivazioni, perché a volte si potrebbe confondere la conversione, cioè la scoperta del Signore, con la vocazione, sapendo che servirà molto tempo per capire cosa abbiamo davanti, oltre a chi abbiamo davanti, e poi con un lavoro molto marcato sull'aspetto umano, della formazione umana, prima ancora che quella spirituale e vocazionale. La testimonianza di Pippo Licata. Ecco, cosa ti ha spinto a venire qui in seminario, a frequentare il seminario? Mi ha spinto certamente Gesù Cristo, un'esperienza particolare che mi ha cambiato la vita, cosa che ad oggi può sembrare assurdo, nulla di irrazionale, nulla di comprensibile, qualcosa di intimo, di interiore, che vivo tutt'oggi per grazia di Dio e che mi accompagna ogni giorno della mia vita. Qualcosa che ha a che fare sicuramente anche con il Vangelo, con il messaggio di Gesù Cristo, dell'amare il prossimo tuo come te stesso, di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. È qualcosa che cambia la vita, che cambia veramente la prospettiva esistenziale verso l'uomo e verso tutto quello che è il creato in generale. Questo mi ha permesso di lasciare tutto quello che avevo alle spalle, il lavoro e quant'altro, gli amici, con gioia veramente, non come un sacrificio. Questo è quello che a volte si intende rispetto al seminario, una vita sacrificata, una vita fatta con sforzi umani, invece una vita donata con gioia, una vita donata veramente con motivazioni che non provengono da te solamente, con sforzi che non provengono da te solamente, ma che provengono da Dio. È una vita di cui ricevi un dono e che vuoi donare agli altri. Ovviamente la scelta del seminario è legata alla scelta di seguire Cristo e il suo messaggio evangelico della sequela, venite e vedrete, è questa. È ancora la chiamata del Messia, del Cristo, che è il Signore della vita, che mi pone ancora oggi, che chiama e pone a seguire, a fare una vita di sequela e che mi ha convinto a lasciare tutto e seguire questa strada. Io sono un seminarista di quinto anno, vivo in questa comunità appunto da diverso tempo. Ho conosciuto diverse persone qui all'interno della comunità, tra i nuovi che sono entrati da poco e quelli che sono già usciti e sono diventati sacerdoti. Riguardo al seminario posso dire che per me è una vera e propria famiglia. Al di là del discorso del cammino verso il sacerdozio, il Signore mi ha regalato davvero dei fratelli. In Sicilia gratis la cannabis terapeutica. L'assessore Razza ha firmato il decreto e il preparato di cannabis tra i farmaci rimborsabili o erogabili dal Servizio Sanitario Regionale, ma solo per 3 patologie. Il servizio di Lello Casesa. La Regione siciliana si farà carico delle spese sostenute dai pazienti sull'acquisto di cannabis. Un decreto firmato dall'assessore alla sanità Ruggero Razza, stabilisce che il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, i cui pazienti naturalmente si dovranno rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche. La prescrizione del medico sul farmaco dovrà essere fatta esclusivamente sulla base di un piano terapeutico della durata massima di 6 mesi, rinnovabile. Non tutti i medici potranno prescrivere la cannabis, ma soltanto i medici dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche e regionali, specialisti in anestesia e rianimazione, neurologia e dei centri di terapia del dolore. Un grande passo avanti è stato fatto, afferma il Comitato Pazienti Cannabis Medica, anche se non siamo pienamente soddisfatti perché molte patologie sono rimaste fuori e c'è ancora parecchio da lavorare per aver garantito il diritto di cura per tutti. Continueremo a segnalare alle istituzioni
le criticità affrontate come abbiamo sempre fatto con serietà, costanza e determinazione. Un plauso a tutti i membri del tavolo tecnico per la competenza e la tenacia e soprattutto all'assessore Razza per la serietà e sensibilità manifestata. Una battaglia che si è vinta sul solco dello slogan "dal cuore del malato al cuore" della politica, dichiara il Comitato Tecnico Scientifico Pazienti Cannabis Medica. Sicilia nel caos, maggioranza battuta e l'Ars boccia l'esercizio provvisorio mandando i conti a gambe all'aria. C'è il servizio. Rimedieremo oggi, commenta così la maggioranza di governo all'Ars dopo che l'esecutivo è uscito battuto ieri durante le manovre in corso, chiamiamole così, dell'esercizio provvisorio. Si è parlato di tutto, tradimenti, sospetti, veleni, dopo il voto palese col quale ieri sera la maggioranza è stata piegata su un emendamento dell'opposizione che ha cancellato l'intero articolo 1 mandando di fatto al tappeto il DDL. All'atto della votazione solamente 27 deputati di maggioranza hanno votato a favore, mentre alcuni filogovernativi si trovavano fuori dall'aula. Chi vicino alla giunta Musumeci commenta: forse pensavano che il dibattito si sarebbe prolungato, né Musumeci e nemmeno la Galla si trovavano all'interno. Ed è appena dopo essere stati battuti che inizia il fuoco di fila del cartello di opposizione. Il democratico Cacolici avrebbe parlato di caos sotto gli occhi di tutti. Claudio Fava invece, a mezzo comunicato stampa, fa sapere che qualunque presidente con senso di responsabilità ne prenderebbe serenamente atto e si dimetterebbe. Toto Cordaro, smorzando le polemiche, è stato solo un inciampo, oggi rimedieremo. Il Movimento 5 Stelle parla di esercizio provvisorio impresentabile, per il quale nemmeno il governo ha voluto difenderlo, continuando dicendo come ancora una volta la maggioranza è caduta in aula, stavolta con voto palese e la complicità determinante degli assessori Cordaro e Grasso, che non hanno votato in linea. Anche loro probabilmente, continuano i 5 Stelle, hanno capito che questa mini finanziaria, travestita da esercizio provvisorio, era sbagliata nella forma e nel contenuto. I grillini hanno concluso affermando come ancora una volta si procede improvvisando e senza una vera bussola, auspicando un atto di responsabilità dell'esecutivo che presenti un testo snello eliminando il superfluo. La CISAL con Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione parla di sciagura per i lavoratori che rischierebbe di rivelarsi un colpo mortale per migliaia con stipendi a rischio, vedi LSU, Resais e PIP, ma in generale per l'attività amministrativa che verrebbe bloccata con le sole spese essenziali colpendo gli enti locali. Giuseppe Lupo del PD commenta come la maggioranza si sia liquefatta, che il governo si è liquefatto lo dimostrerebbe perfino l'assenza dei deputati componenti della giunta e del presidente ai lavori parlamentari. Finalmente, conclude Lupo, si fa chiarezza sull'inutile polemica che Musumeci porta avanti da mesi sul voto segreto. Il vice di Musumeci, Armao, chiamato a fare da pompiere, sintetizza tutto concludendo: nessun rischio paralisi, oggi si prosegue, quanto accaduto ieri si è già verificato in passato e il risultato del voto palese dimostra che si tratta di un mero errore che può accadere nella dinamica parlamentare. E per concludere commentiamo che occorrerà adesso ricominciare da zero con un testo di fatto azzerato dopo la soppressione dell'articolo 1, un testo dicevamo che tornerà in commissione e da lì nuovamente in aula. Se non verrà approvato qualcosa entro fine gennaio, spazio solamente alle spese essenziali. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Torniamo ad occuparci del convegno della UIL di ieri ad Agrigento, che ha visto la presenza del numero 1 del sindacato Carmelo Barbagallo affrontare diversi temi di interesse. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oltre 500 le persone che hanno partecipato ieri al convegno organizzato dalla UIL sul tema crisi socio-economica della provincia agrigentina, che è servito anche da apripista alla maxi manifestazione contro l'isolamento in programma il sabato prossimo 25 gennaio con concentramento previsto lungo la strada degli scrittori. All'incontro è stato presente anche il segretario nazionale della UIL Carmelo Barbagallo, che ha voluto toccare con mano i drammatici dati snocciolati dal segretario provinciale della UIL Gero Acquisto nel corso di un altro convegno svoltosi prima di Natale al CUA. Barbagallo si è anche espresso su tematiche nazionali quali le future pensioni, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo chiesto di insediare le due commissioni che questo governo ha di nuovo rimesso in pista, che sono quelle per separazione della previdenza e dell'assistenza
è quella che riguarda i lavori gravosi e usuranti. Partiremo da questo per sapere di disegnare una nuova riforma previdenziale che faccia capire che ancora i nostri conti sono a posto e che bisogna cambiare le cose per quanto riguarda i lavori gravosi e i lavori usuranti, perché non tutti i lavori sono uguali e la Fornero era sbagliata per questo. Non ci interessano i numeri, vogliamo che si insediano i tavoli per discutere seriamente di come fare una riforma previdenziale che tenga conto di tutti questi aspetti. Tenga conto anche dell'inserimento dei giovani, che con il reddito di cittadinanza si pensava che il problema fosse risolto, invece è stato risolto, perché la gente viene pagata per non fare nulla. C'è il problema che si diceva che andando in pensione con quota 100 molti lavoratori ci sarebbe recuperato il turnover è ancora fermo lì, i precari sono ancora che aspettano la stabilizzazione, noi dobbiamo batterci ancora una volta per fare in modo che i giovani non se ne vadano dal nostro territorio, perché nel loro DNA c'è la capacità del Made in Italy che ci ha fatto diventare la quinta potenza economica del mondo. Adesso basta, il sindaco di Agrigento Lillio Filetto suona la carica e rilancia le ragioni per la partecipazione dei cittadini alla manifestazione del 25 gennaio per protestare contro l'isolamento geografico dell'ultima provincia d'Italia, quella di Agrigento naturalmente, organizzata dal cartello sociale composto dall'ufficio di pastorale sociale della Curia, dai sindacati CGIL, CISL e UIL e dai sindaci dei 43 comuni agrigentini. Viadotti incompleti, interrotti, a percorrenza alternata, insicuri, avvallamenti, interruzioni, lavori interminabili, semafori, deviazioni, cronoprogrammi mai rispettati, manutenzione ai minimi storici, promesse e poi promesse, autostrade che non sono autostrade, strade a scorrimento veloce in cui si avanza a passo di lumaca. Agrigento, dice Filetto, paga un isolamento infrastrutturale insostenibile e attende da sempre il diritto ad una viabilità che la colleghi in tempi accettabili e in sicurezza col resto dell'isola e con gli aeroporti in particolare. Facciamo sentire che siamo tanti e uniti in un solo grido. Il 25 gennaio diciamo forte che la misura è colma, non ne possiamo più, i fondi per far bene e subito ci sono e la priorità è una e si chiama Sicilia. Ora basta, abbiamo esaurito la pazienza, uniti chiederemo il rispetto di un diritto sacrosanto, basta attese, basta chiacchiere, un piano di interventi subito. Scende in campo anche la segreteria regionale della CGIL. La battaglia per far uscire Agrigento dall'isolamento è sacrosanta. Non può esserci sviluppo senza infrastrutture ed è inconcepibile lo stato in cui queste, a partire da quelle viarie, versano in presenza di ingenti finanziamenti che restano però bloccati, dice Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, aggiungendo il movimento avviato dai sindacati della Chiesa di Agrigento, che conta oggi numerose adesioni e che ha condotto all'organizzazione per il 25 gennaio di una manifestazione di protesta, ha il sostegno dell'intera CGIL. I problemi dei territori, aggiunge Mannino, non possono essere sottaciuti o restare relegati nelle cronache locali. Con l'iniziativa del cartello sociale si punta a dare il massimo della visibilità ad un problema comune a tutta la Sicilia, affinché il governo nazionale e quello regionale intervengano per colmare il gap pesante che ci divide col resto del paese riguardo alle infrastrutture, che determina difficoltà per la mobilità, per gli insediamenti produttivi, tanto da produrre un vero e proprio isolamento del territorio. Venerdì 24 gennaio, con inizio alle ore 9:30 in Piazza Unità Europea a Messina, si terrà una grande mobilitazione per protestare contro le condizioni in cui versano da tempo le autostrade gestite dal CAS, in particolare la 18 Messina-Catania e la 20 Messina-Palermo. L'iniziativa nasce da un gruppo social sul quale, oltre ad essere convogliate tutte le informazioni sui disagi, sulle viabilità e purtroppo sugli incidenti che sono all'ordine del giorno, prende forma anche un pensiero comune che le condizioni di insicurezza che l'utenza stradale è costretta a subire non possano essere più accettate. Nelle due arterie stradali in questi anni si sono verificati innumerevoli incidenti stradali gravi, gravissimi e mortali. Più volte è stato denunciato il degrado e l'abbandono in cui versano la 18 e la 20. Nonostante numerose promesse e persino un cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino di un traffico veicolare decente, poco o nulla è stato fatto. Eppure le due arterie autostradali sono il punto di convergenza di tutto il traffico da e per l'Italia continentale. Inoltre collegano gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Fontanarossa di Catania, fulcro per le attività turistiche, culturali e di sviluppo dell'isola. Con la manifestazione in programma venerdì a Messina si chiede di ripristinare immediatamente la sicurezza, la messa a norma e la manutenzione della 18 e della 20, di liberare le carreggiate dagli eterni interminabili cantieri, modificare o chiudere un
un consorzio ritenuto inefficiente come il CAS. Una delegazione consegnerà in quell'occasione al prefetto di Messina, dottoressa Maria Carmela Librizzi, e al sindaco della città metropolitana Cateno De Luca un documento contenente le motivazioni della protesta e le richieste derivanti. Lucilla Barbasini, madre superstite di vittime della strada e presidente dell'associazione Angeli sull'asfalto, ha annunciato di partecipare alla manifestazione perché la vita delle persone non è un mero diritto, ma è il bene più caro di ognuno di noi che nessuno può calpestare. Iscrizioni Open Day in corso negli istituti scolastici, in vetrina l'offerta formativa del Gallo di Agrigento. Arturo Cantella. Scuola aperta anche al Gallo di Agrigento, l'istituto enogastronomico sito in contrada Quartararo, un momento in cui la scuola apre le porte ai visitatori e a quanti ne vogliono sapere di più, un'occasione anche di incontro con il personale scolastico a disposizione dei genitori e dei ragazzi per soddisfare le loro curiosità e gli interrogativi sia sulle discipline di studio che sui vari indirizzi in cui l'istituto si suddivide, quali l'enogastronomia, l'ospitalità alberghiera, il trasporto e logistica. La scuola si arricchisce sempre di più come offerta formativa, in quanto da quest'anno abbiamo anche un laboratorio di pasticceria, ma anche come ex alternanza scuola-lavoro, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con una marcatura maggiore all'orientamento di questi ragazzi. I ragazzi che vogliono continuare con gli studi possono intraprendere gli studi universitari, oppure già a 18 anni, 19 anni possono trovare un lavoro, perché già loro dal terzo anno in poi vengono inserite in strutture ospitanti che danno la possibilità a loro di farsi conoscere e di apprendere quelle competenze che sono basilari poi per il loro successo formativo, ma non solo formativo, lavorativo anche. Come vedete il laboratorio è ricco di tante diverse pietanze, di farli degustare a chi vorrà venire a vedere i nostri laboratori. I laboratori sono luoghi di apprendimento in situazione dove i ragazzi sperimentano nel fare le competenze che hanno acquisito in classe, pertanto ogni ragazzo già ha competenze valide che possono andare a spendere dove andranno a fare questi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Il consiglio che posso dare è quello che i ragazzi devono seguire le proprie inclinazioni e se capiscono che questo potrebbe rappresentare il loro futuro e il settore enogastronomico, questa è la scuola giusta per loro. E come potete vedere queste sono le nostre giornate didattiche, le svolgiamo nel laboratorio di cucina dove i ragazzi possono sperimentare e capire esattamente tutte le dinamiche, i processi di cottura delle varie preparazioni. E come aveva precisato la dirigente, i ragazzi avranno una continuazione al di fuori dalla scuola dove possono maturare un'esperienza lavorativa con l'alternanza scuola-lavoro e infatti tutti i nostri alunni sono ricercati perché si sono fatti una bella nomea in quanto con tutte le strutture che abbiamo avuto dei rapporti sono rimasti soddisfatti e di conseguenza viene prescelta la nostra scuola per quanto riguarda i ragazzi da sistemare all'interno delle attività. Perché consigliare il Gallo a un tuo collega? Perché è una bella scuola, si trova lavoro facilmente, chi è pratico a lavorare nelle cucine e questo. Cosa sei specializzato? Cucina. È una buona scuola dove ci dà futuro e dove ci forma per andare a lavorare un giorno nel mondo della ristorazione. In cosa sei specializzata? Cucina. Perché è una scuola che dopo la scuola, dopo 5 anni ti fa trovare un lavoro facilmente. Ho scelto questa scuola perché mi piaceva e qui è una bella scuola, anche perché mi piace cucinare, quindi per chi tipo ha la passione per il fuoco. Perché è molto bella e ci divertiamo tanto.
È una scuola che può dare tante opportunità nel mondo del lavoro, facciamo tante attività, studiamo tutte le materie come in tutte le altre scuole e in più facciamo laboratorio di cucina, di sala e di ricevimento. Ti piace venire a Gallo? Sì. Sì. Cucinare? Sì. Grazie ad un protocollo d'intesa tra l'ASP di Agrigento e il Sor Optimist, guidato da Olga Milano, il Club Service farà tappa in diverse scuole medie di Agrigento per informare e formare i giovani. Oggetto degli appuntamenti l'educazione affettiva e la parità di genere. È bene ricordare che le relazioni disfunzionali tra pari spesso sfociano in comportamenti di violenza di genere. Il periodo adolescenziale è un momento delicato per i ragazzi che si preparano a vivere relazioni emotive che li coinvolgeranno pienamente, così questi incontri serviranno ad approfondire i vissuti relazionali e la gestione delle singole esperienze. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Al Teatro Pirandello di Agrigento domani giovedì 23 gennaio alle ore 21 e poi replica venerdì 24 gennaio alle ore 17:30 sarà in scena Pesce d'aprile con Cesare Bocci e Tiziana Foschi. Pesce d'aprile si legge nella recensione il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande, un'esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza. I protagonisti si mettono a nudo svelando la loro fragilità, raccontando come possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro. Oggi, mercoledì 22 gennaio, l'ABBA Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, guidata da Carmelo Cantone, si riunisce alle 18:30 in assemblea nel proprio Infopoint nella salita Madonna degli Angeli 3, prima traversa a destra della via Atenea. Appuntamento sportivo per la compagine dei Lions Valle dei Templi di Agrigento. Arturo Cantella. Tra le tante e molteplici iniziative organizzate dal Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, diretto dalla presidente Mariella Antinoro, coadiuvata dal suo staff, l'iniziativa che si è svolta ieri al Centro Sport Village, incontrata a Esachimento, dal tema Lo sport, un mondo che unisce le differenze, che ha visto disputare un quadrangolare di calcetto con la partecipazione sia degli alunni e dei professori dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona, diretto dalla dirigente scolastica Elisa Casalicchio, presente per l'occasione il delegato Service Lion per i giovani e lo sport, dottor Paolo Valenti. Oggi il Club Agrigento Valle dei Templi con la scuola Enrico Fermi realizzano un grande service, un service che ha un tema internazionale, lo sport, un mondo che unisce le differenze, perché lo sport aiuta la comunicazione, agevola la comunicazione, agevola lo scambio, la conoscenza e serve così ad eliminare quelle divergenze, la prevaricazione, ogni forma di discriminazione. Devo dire grazie per aver realizzato tanto il dirigente scolastico, la dottoressa Elisa Casalicchio, che ha mostrato tanta sensibilità verso questo tema. Ringrazio il dirigente per la grande collaborazione. Grazie ai ragazzi e grazie alla presenza del delegato distrettuale del dottore Paolo Valenti, che ha fatto tanta strada per raggiungerci. Ancora una volta scendono in campo per il nostro club i giovani che sono al centro della nostra vita, delle famiglie, dei genitori, dei docenti, ma anche di noi Lions che consideriamo cittadini della società. Sì, oggi è una giornata importante perché si è stata organizzata questa manifestazione e l'Enrico Fermi, come al solito, partecipa a queste iniziative che hanno una valenza culturale e umana molto importante. Dobbiamo ringraziare effettivamente i Lions di Agrigento perché ci hanno dato questa opportunità e hanno voluto organizzare con noi questo quadrangolare. Finalmente, tra l'altro, si parla di un linguaggio che è molto vicino ai ragazzi, che è il linguaggio sportivo. Lo sport unisce tutti quanti, anche i ragazzi stessi, e sicuramente è uno strumento, è un veicolo privilegiato per poter superare le differenze. E quindi oggi i ragazzi si sono cimentati insieme con i professori, una bellissima iniziativa e una bellissima giornata. È un service che stiamo facendo in tutta la Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare alcune tematiche fondamentali i giovani.
tipo l'attenzione ai diversamente abili oppure l'attenzione anche agli extracomunitari che vivono qua con noi. E la scuola ci sta dando un ottimo aiuto, perché già è la scuola che è fondamentale per l'integrazione di questi ragazzi. Bisogna partire dalla scuola. Perfetto. Noi questo si va a abbinare, oltre all'attività fatta dai club, si va a abbinare anche a un convegno che faremo il 12 febbraio a Palermo e che coinvolgeremo tutte le associazioni sportive che si occupano di questa tematica. E poi il 5 aprile tutti i Lions siciliani assieme alle associazioni faremo una manifestazione sportiva a CUS Palermo. Eccellenza, l'Acragas non perde ma neanche vince, la squadra tiene i tifosi con il fiato sospeso. Carmelo Lentini. L'Acragas di quest'anno è croce e delizia per i tifosi biancazzurri. Malgrado la lunga imbattibilità, la squadra ristagna in terza posizione, anche se le distanze dalla vetta sono abbastanza colmabili. Purtroppo qualcosa non va per il giusto verso e mai come in questo turno contro il Castellammare aveva subito 3 reti in una sola partita. Fortunatamente è finita in parità, altrimenti si sarebbe parlato di tracollo biancazzurro che avrebbe alimentato ulteriori polemiche. Eppure qualcosa va rivisto nel gioco d'insieme, come ha giustamente osservato il tecnico Totò Vullo, il quale afferma: sicuramente non ci attendono gare facili e Castellammare ne è una riprova. Un'occasione persa per mantenere l'alta quota, ma siamo consapevoli dei nostri errori ed alcune cose vanno riviste e corrette. Sbagliamo troppo in avanti, non siamo cinici come desidero, ma in questo grigiore ho visto qualcosa di positivo, la forte reazione quando subiamo un po' troppo. Il nostro probabilmente è un fatto mentale e il lavoro dovrà essere fatto in questo senso. Siamo arrivati nella fase più calda della stagione e dobbiamo ritornare ad ottenere una sfilza di risultati positivi per ridurre le distanze da chi ci precede. I ragazzi sono nelle condizioni di farcela, l'orgoglio farà tutto il resto. La squadra ha iniziato proprio ieri a lavorare per preparare la sfida all'Oratorio Marineo, che di recente ha cambiato tecnico. È arrivato l'ex cargantino Pietro Tarantino e ha rafforzato la propria rosa con elementi di categoria. Lo scorso turno ha tra l'altro superato una grande campionato di Geraci ed all'Esteneto verrà per dare battaglia. Adesso uno sguardo alla terza categoria, ancora Carmelo Lentini. L'ottava giornata di terza categoria è sempre all'insegna dell'incertezza e dell'equilibrio più assoluto. Basta osservare l'attuale classifica dove la differenza di punti tra la prima, in questo caso la Virtus Favara, e l'ottava, il Vis Rivera, è di appena 4 punti, ma non solo. A differenza degli scorsi campionati, non si sono registrati episodi eclatanti di incidenti e scorrettezze durante i 90 minuti che avrebbero potuto determinare sanzioni e squalifiche. Le iniziative della Federazione Agrigentina sono seguite alla lettera dai giocatori e dalla società e sempre più spesso a fine gara si attua il terzo tempo con tanto fair play. In vetro alla classifica continua la fuga appunto della Virtus Favara, che in quest'ultimo turno ha superato tra le mura amiche il Prizzi per 4-2, il quale precede d'un punto il Città di Comitini, anch'esso vittorioso fuori casa a Cianciana. Poi nell'ordine si sono registrati questi risultati: Campobello superato da Burgio per 4-2, Reale Unione che ha sbancato il campo dell'Acquisquinese per 1-3 e quindi il Santa Elisabetta che è tornato alla vittoria vincendo di misura con il Vis Ribera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.